da noi. Poi, ciao a tutti, io vorrei tornare indietro di anni, perché ora la vita è solo piena di ragazzi che pensano a grattarsi la pancia tutto il giorno, a sballarsi ed andare in discoteca. Non pensano alla famiglia o comunque a crearsi un avvenire. Prima la vita, seppur più dura, dava insegnamento su tutto quello che si faceva. Maria, 23 anni, hai capito? Bene. Vabbè, sono cose che ammattono. Maria, 23 anni, secondo me è sostenitrice della squadra di calcio Sacra Famiglia. Sicuro? Penso di sì, cioè occhio e croce così. Secondo me è grande tifosa della Sacra Famiglia. Così ho questa percezione, questa sorta di intuito. Continuate a scrivere se ne avete voglia. 333 477 2239. Ma abbiamo una telefonata, ma non stiamo giocando adesso. Pronto? Oh, Jonathan, buongiorno, che sorpresa. Maria è bello nuovo, sì, però nel caso di questa Maria che ha scritto, proprio no, perché Maria ha scritto un messaggio pieno di sani principi alla fine. Messaggio, che non allora, te lo rileggo nuovamente. Ciao a tutti, io vorrei tornare indietro di qualche anno, perché ora la vita è solo piena di ragazzi che pensano a grattarsi la pancia tutto il giorno, a sballarsi e ad andare in discoteca. Mare, sogno io, mare. No, non pensano alla famiglia o comunque a crearsi un avvenire. Mare, sogno io, mare. Prima la vita, seppur più dura, dava insegnamento su tutto quello che si faceva. Maria, 23 anni. Maria, sei un mito, mare. Certo. Sogno io, ma chi stai, mi conosci, mare? Non lo so, però no, ma secondo me perché tu rappresenti il tipo ideale di quell'elemento che ha voluto rappresentare la nostra Maria nel suo messaggio. Davvero? Anche se sei capito, sei uno importante, cioè rappresenti un tipo ideale. Pensavi di rappresentare ideale, mare. Sì, vabbè, lo dico, rappresenti un tipo ideale, una sorta di stereotipo, capito? Sei uno stereotipo. Me l'ha detto, ma inutile sta parola, mare. Ma non è una parola. Stereotipo ci sei tu che giochi in da radio, mare. È vero. Stereotipo, mare. È vero. Giochi in da radio tu. È vero, però io ti sento uno stereo, mare. Perciò sì. tu sei stereotipo. O tipo stereo, Tipo stereo, dentro quale automobile? Stereotipo? Manca a dirlo. Mare, è una macchina dell'incamartici. Beh, certo. Certo, mare. È un stereo, mare, che è il numero uno. Come quello degli anni 80 con gli altoparlanti. Qualunque CD ci metti, mare, sono sempre Bobby Marley. Io c'ho progresso, mare, che mai ha picchiato tanto di tuo fumo. Mare, che non capisci più niente. Fammi capire, tu metti, che ne so, il nuovo CD, che ne so, di Jason Derulo e suona Jason Derulo. Mi stai pigliando un po' culo, mare. Questo è Jason Derulo, mare. Esiste uno. C'è uno che si chiama, come si chiama, mare? Jason Derulo. Mare, Jason Derulo, che fa? Facciamo un certo in gruppo. A così passiamo tempo, mare. Ci l'abbiamo i cuzzati, Jason Derulo. E ci l'abbiamo pirati in culo. Ma perché no, ma che cosa? Vabbè, dai, dico, mettete Jason Derulo sopra e invece suona Bob Marley. Ma che vuol dire sopra, mare? Ci mettiamo Inza, no? No, ma che c'entra? È un modo di dire, mettete su un mare, disco. Che sei abituato che dischi, mare. Un CD non si mette sopra, si mette Inza. Mare, vuoi capire che sei antico? Sei vecchio, mare. Beh, insomma, effettivamente hai ragione, si mette dentro. Comunque non ho più stereo, mare, so che ci metti, se tu ci metti chissà, c'è Massimo Ranieri. Per esempio? Mare, si senti Bobby Marley. Per esempio. Oppure si senti Rose Rosse per te, mare, però cantata versione reggae. Che modo, scusa? Lo sai, mare, però è bella. O poi siamo noi che ci andiamo così, mare. Io ho questa impressione comunque. Io ho questa impressione, Beh, vabbè, allora quindi abbiamo scoperto che tu sei quindi lo stereotipo, il tipo ideale, quello che stereotipo è una cosa buona. Ancora. Se tu mi dici parole che io non capisco, ma non è una parolaccia, dai. Mare, ma è stereotipo, chi bene a dire, mare. Vabbè, rappresenti il tipo ideale, assommi in te l'idea del giovane. Io assommo della finire a parare potabile, mare. Non ti capisco. Rappresenti, hai le caratteristiche tipiche del giovane che, secondo Maria, è il giovane d'oggi, quello che non pensa a nient'altro se non a grattarsi la panza, andare in discoteca e a sballarsi. Non è bello, ma non è vero, tra l'altro. Ma no, ma 17 anni che pensare, ma ragazzi, ma ci sono un sacco di giovani che fanno delle cose bellissime, nobili, che sono mare, mi vai a cogliere i cartoni, ma che cosa? No, per favore, non andare a raccogliere cartoni. Tu vai a cogliere i gattini, mare, esatto. Non l'ha caputo ancora. Ma neanche cartoni, ti prego, perché non ho idea che cosa esca fuori dal fatto che tu vada a raccogliere cartoni. Comunque, mare,
mare, voglio dire a questa Maria che noi ci stiamo industriando. Sì. Io a Liccapastice Rullo Magic Sì. in mare stiamo fando Ecco. una bella azienda. Bene, sana. Accattiamo bello Tirreno. Esatto. Mare, ora ci facciamo la nostra azienda personale, Cioè diciamo. vi comprate tutto il Tirreno? No, un Tirreno, mare, Ah. un terreno, Ah, mare. un terreno. Oh, mare, tu già quando pari non ti capisci. Se ti paro io non mi capisci. Mare, io non saccio picchi di telefono, mare. Onestamente, da posso dire una cosa, se non era così spesso, manco ti cagava, mare. Perché non può essere in sta vita, mare. Vabbè, allora stai non dicendo... sono troppo perso, mare. Allora avete comprato un Tirreno? No, un terreno, mare, Vabbè, un terreno. un terreno, Ora ok. ci dobbiamo fare la semina. Mhm. A gennaio si semina, Bene, mare. bene, E bene. poi a primavera si raccoglie. Bene, le fave, state piantando fave, una Ah, bella quali azienda di fave. A quali fave, Scusa. mare. Broccole- Tanti sanno, mare. broccoletti di Bruxelles. No, mare, ci chiamiamo semini. Sì. E ci chiamiamo direttamente a cellulosa. Così, mare, leva, nasci direttamente ammucchiato, capisci? Siete veramente pazzi. Bella, Cioè, mare, cosa- pronta, da produttore a consumatore. Al consumatore, Anzi, bene. mare, da produttore al consumato, che è diverso. mare. Esatto. Troppo consumati, mare. Bene, troppo Jonathan, consumati. sono contento. Va bene, mare, se metti una canzone a mia. Oggi ho deciso di dedicarti una canzone. Davvero, quale È ci di metti? Robbie Come si Williams. chiama? Tripping. Bella mare! All'incapacità, te la dedico, mare! Bello tripping!